il bar più famoso per i motociclisti. È la prima volta anche per me, no, sono serio, è la prima volta anche per me. Cambio di giornata, cambio di partecipanti a questo giro, ovvero che non ho più passeggero, ma soprattutto cambio moto. Ebbene sì, la Sportster ha trovato un nuovo proprietario, è passata di testimone e noi andiamo da questa parte questa volta invece di andare dritti, perché la destinazione di oggi è Valle di Sofumbergo. Ma andiamo per ordine. Che cosa mi ritrovo oggi? Oggi, in realtà è mia e quindi non sarà solo oggi, ma per un bel po'. Una Dyna Lowrider del 2002, 1450, carburatore originale, non convertito. Inizialmente pensavo che solo 1340 fosse a carburatore, invece ho scoperto che la 1450 nella sua prima versione era carburatore, quindi meglio. Non penso avrei preso un 1450 iniezione convertito carburatore. Ha un po' di chilometri sulle spalle, ma è sempre stata tenuta veramente molto bene, perché è stata vista da gente inerente al Firenze Speed Shop, la concessionaria Harley Davidson ufficiale di Firenze, perché sì, questa moto nasce emiliana per poi diventare una moto toscana e ora approda in Friuli. Sono andato in giornata facendo tutto un tiro dal Friuli a Firenze, più precisamente Scandicci, e per quanto riguarda invece la Sportster sono stato molto fortunato perché l'ha trovato un ragazzo della zona molto bravo, molto simpatico, e non escludo che in futuro si rivedrà su questo canale, perché ci siamo ripromessi per la prossima estate di andare a fare qualche giro insieme, quindi chissà se in sella alla Dyna rivedremo anche la Sportster. Per quanto riguarda la Dyna, l'ho preso da un ragazzo toscano veramente molto simpatico, molto gentile e onesto. Ciao Marcello, se stai vedendo questo video. Ma vediamo la strada di oggi. Oggi stiamo andando a Valle di Sofumbergo, che è una frazione di Faedis, nella provincia di Udine. Viene definito il balcone sul Friuli ed effettivamente gode di una vista sulla pianura friulana veramente molto bella. Nelle giornate in cui c'è molta visibilità, che magari non c'è molta foschia, si riesce a vedere anche il golfo di Trieste, quindi immaginate, bisogna venire qua a guardare, non c'è poco da fare. E inoltre anche la Proloco più piccola d'Italia, ma direi che è decisamente una delle più attive sul territorio. Infatti tra poco inizierà la festa delle castagne e del miele di castagno. Ogni tanto vengo a dare una mano a questi ragazzi che si danno veramente tanto da fare per questa festa. La festa di per sé attrae migliaia di persone da tutta la regione. Diciamo che è la festa dei primi sentori dell'inverno, perché si può andare di ribolla, di castagne. Qua la strada è un po' umidina, questa moto dovrei anche cambiargli le gomme, perciò vediamo di prestare molta attenzione, perché ovviamente l'elettronica è pari a 0. Essendo una moto del 2002, l'unica elettronica che ha sono i fari, le frecce e l'antifurto. Sulla Sportster l'antifurto non ce l'avevo, infatti ogni tanto mi ritrovo ancora un pochino a litigare con il telecomandino dell'antifurto, però va bene, dai, insomma ci si fa l'abitudine, Poi devo ancora scoprire se c'è un modo da sirena oppure no. Credo di no, perché non ho mai sentito suonare, ma devo ancora studiare un po'. Diciamo che rispetto a quando è arrivata gli ho già fatto qualche modifichina qua e là, perché usciva con delle pedane di riposo un po' più avanzate e le frecce davanti alle stesse pedane in basso. Non so perché c'era questa moda.
poi aveva delle righe orribili sui parafanghi che ho già provveduto a rimuovere, e c'ha questa scritta Harley sul serbatoio che sinceramente non mi fa impazzire, ma le modifiche che arriveranno nei prossimi mesi sono tante, perciò vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo di non perdervi i prossimi video, anche perché a breve, madonna che freddo, siamo quasi arrivati, dai, anche perché a breve ci sarà la European Bike Week di Fach am See in Austria, vicino a Villacco, e quest'anno non me la voglio perdere. L'anno scorso nello stesso periodo dovevo andare in ferie in Croazia, ci sono stato e sono tornato con 1000 fastidi tra tonsillite, virus e batteri vari, e mi sono fatto 2 settimane a casa. Boia se fa freddo. L'obiettivo di oggi è dare una mano ai ragazzi della Proloco per qualche ora, quindi direi che ci rivediamo direttamente tra qualche oretta. C'è una storia particolare di questi posti che è venuta fuori negli ultimi anni con testimonianze, prove e tutto il resto, che risale ancora alla seconda guerra mondiale. Tematica abbastanza prevalente degli ultimi video, ma d'altronde queste sono state delle zone molto importanti sia per la prima che per la seconda guerra mondiale, e di conseguenza è inevitabile finire in certi argomenti. E la Madonna. Dicevamo che in queste zone scapparono 3 soldati alleati che erano stati catturati dai nazisti, ma riuscirono a fuggire. Si nascosero in delle grotte tra Valle di Sofumbergo, Reant e Maseris, che sono altre 2 frazioni della zona. Gli abitanti del luogo, che ovviamente conoscevano benissimo queste zone, li trovarono, ma nonostante il predominio nazista della zona non dissero assolutamente nulla e contribuirono alla sopravvivenza di questi soldati, portandogli da bere e da mangiare, e fu una storia che andò avanti per 6 mesi. Ci sono anche 2 libri scritti in inglese in merito a questa incredibile storia di alleanza, solidarietà, nonostante il periodo e anche ai rischi che correvano i cittadini di queste zone a nascondere dei soldati alleati nonostante l'occupazione nazista. L'anno scorso, durante la festa delle castagne, tra l'altro, fu organizzata una mostra fotografica che parlava appunto di questo episodio, e arrivarono in zona dei parenti delle vittime, se non sbaglio tipo nipote, cugini o robe simili. Vi lascio in descrizione alcuni link che parlano di questa storia.
invito a lasciare un commento per dirmi se vi piace quello che sto facendo, se effettivamente parlo da solo o parlo con qualcuno che mi ascolta per darmi dei consigli, magari anche delle critiche. Le critiche costruttive fanno sempre bene. Dopodiché, se volete, avete anche il pulsante per iscrivervi al canale, e se avete anche altrettanta voglia e pietà di me, avete anche la campanella per ricevere le notifiche nel momento in cui pubblicherò dei nuovi video. Detto ciò, ci rivedremo tra 2 domeniche e molto probabilmente sarà il momento inerente alla European Bike Week di Fakamsee in Austria. Auguro a tutti una buona settimana e ci rivediamo presto.